Gara davvero importantissima, mentre le squadre stanno facendo adesso il loro ingresso sul terreno di gioco. A breve vedrete anche le grafiche, come anticipato, delle scelte dei due allenatori, Daniel Ibáñez per la Pirossigeno Cosenza e Fabrizio Reali per la Roma 1927 Futsal. Per il momento squadre allineate a centrocampo. Avellino, morbido per Fortino al volo. Parisi, primo intervento decisivo della sua partita. Bene, bravo. Paradossalmente sembrano tiri facili perché arrivano centrali, ma la densità dentro l'area, il rimbalzo centrale può sempre essere grande parata qua. E nel non frattempo non facciamo in tempo a descriverne una, che ne è arrivata un'altra. Prontamente la regia ce la offre su un'altra conclusione al volo, questa molto più difficile, che poi va sulla sua verticale a cercare Cutruneo, finisce a terra, tutto regolare. Arrieta, destro, sinistro, va via, palla al piede, poi scarica, conclusione, Balducci. Ecco il primo intervento della sua partita. Terra di nessuno, in questo caso era e passa in vantaggio la Pirossigeno Cosenza con Arrieta, sinistro deviato, che finisce in porta. La sbloccata la squadra di Ibáñez, 1-0. Le palle inattive sono fondamentali in questo sport. Abbiamo visto come è nata da una casualità, un lancio del portiere per ottenere qualcosa. Quel qualcosa nel futsal si chiamano palle inattive, uno schema all'apparenza banale per mandare al tiro un giocatore, deviazione, portiere sorpreso. È futsal, sono punti importanti, queste sono le situazioni in cui il Cosenza sta facendo bene a giocare. Potrebbe diventare un fattore nell'arco di tutta la partita. Adornato per Canal, forte ma impreciso. Cutrupi lascia lì il pallone, Avellino per Cutrupi, liberissimo, pasticcia un po' col pallone e lo mette dentro. Avellino di testa, tu per tu con Parisi. Hanno fatto tanta confusione davanti alla panchina. Arrieta va via e calcia! E fa doppietta, stavolta non c'è deviazione, il gol è tutto suo ed è un super gol, 2-0. Questo è un super gol anche perché è stata costruita bene dal resto dei compagni, isolamento, nessuna copertura, il giocatore chiaramente di piede mancino calcia molto forte, può rientrare sul sinistro come può andare sul destro, forse la posizione un po' troppo defilata per un tiro incrociato prendere lì, forse Balducci poteva stare tra i pali anziché andare in brasiliana in quella circostanza per andare a prendere il tiro da una posizione così defilata. Se sta in piedi è molto più facile andarla a colpire, impattare, forse è giusto uscire, però chiaramente l'ha messa lì dove poteva metterla Arrieta e non è stato sfruttato. Adesso chance per la Roma con Biscossi che scalda le mani di Parisi, si fa trovare pronto il portiere del Cosenza. Ma non è bastato per alzare il trofeo, che è andato agli spagnoli del Palma. Attenzione perché è scoperta la squadra di Reali, Arrieta dentro per Saponara che liscia il pallone del 3-0. Rapidità e lo strappo per creare la superiorità numerica. Conclusione forte sul secondo e arriva il 2-1. Stavamo parlando delle difficoltà della Roma che mette subito il pallone in porta, ci smentisce, accorcia le distanze con la rete di Di Eugenio che non segnava dal 22 novembre 2024 ma aveva già fatto un gol alla Pirossigeno Cosenza con questa maglia 2 stagioni fa. Si ripete e fa 2-1. Sì, qua l'uomo se lo perde Canali in partenza. Vedremo se nella chiusura del primo tempo la Roma troverà anche il 2-2. Marchio forte per Saponara, occhio al contropiede per la squadra di Reali col pallone per il tap-in e il 2-2 di Riccardinho. Transizione, tanto per cambiare, decisiva e letale che vale il pareggio. Questo offre il menù, stiamo vedendo 4 gol tutti diversi l'uno tra loro ma che caratterizzano questo enorme, bellissimo sport che fino a un momento fa parlavamo di una bellissima, ordinata prestazione del Cosenza. Bastano 2 episodi, una palla inattiva e una palla recuperata per ristabilire in un minuto la partita. È uno sport meraviglioso. Tony Dandella ancora Fantesele. Imbucata, sponda, esce bene la squadra di Ibáñez, la graffiata Balducci in calcio d'angolo. Lob, Arrieta si coordina. Salvataggio, non ho capito se di Marcelinho involontariamente. Fortino lascia passare i secondi che mancano.
con Saponara che rinuncia a pressare. E allora arriva la sirena. Il primo tempo tra Pirossigeno Cosenza e Roma 1927 Futsal finisce sul punteggio di 2-2. Giocatore. E poi è passato ad allenare Michel Parisi. Prima parata del secondo tempo, tiro forte ma centrale. Si muove Arrieta, anticipato il numero 24 da Biscossi. Veronica, zona tiro, Parisi risponde presente, forse gliela calciata troppo addosso, aveva fatto tutto a meraviglia. Avellino, forte dentro! La ribaltata la Roma da 2-0 a 3-2, un'altra palla inattiva di questa partita, segna Biscossi. Probabilmente lo stesso schema che abbiamo visto nel primo tempo, con un altro tipo di finalizzazione, ma il giocatore che lascia la palla si crea una profondità e un attacco dello spazio all'interno dell'area. Prima era stato perso di Eugenio all'interno dell'area, ora Biscossi trova l'anticipo su Toninandel che si è concentrato sì nella marcatura del proprio giocatore ma senza guardare la palla, senza vedere quando parte, il timing nell'azione difensiva di Toninandel. Futsal, l'abbiamo detto prima, è uno sport che può sbilanciarsi da un momento all'altro. Fantesele, risponde Balducci, tiro schiacciato ma che comunque era ben indirizzato. Arrieta sfida Fortino, va dall'altra parte, Bavaresco dentro, Tony Dandella si gira nel traffico, era riuscito a farla passare in qualche modo, Balducci ha risposto. Settone, si è visto il polpaccio fasciato, quindi potrebbe avere un fastidio pregresso. Avellino per Fortino, tanto per cambiare, Robocop punisce il Cosenza. Sono 8 gol in 8 partite contro i calabresi, vede rossoblu e si scatena. Ma da dove è passata questa palla? Cioè, ok, guardiamo la delicatezza del gol di Fortino, la delicatezza con cui accarezza il pallone per la finalizzazione con Vavà che lo perde completamente. Ma la palla di Avellino da dove è passata? Azione elementare, ripeto, Vavà ha grosse responsabilità in termini di marcatura. Grandissimo tocco di Fortino, ma il 50% del gol ce l'ha questo filtrante di Lucio Avellino. Ha visto solo lui in tutto il palazzetto e poi il tocco di Kashmir di Fortino con il sinistro. Non si può neanche parlare di piede forte e piede debole per Fortino perché è completamente inutile. Palla forte in mezzo, riconquista la Roma che può andare per il 5-2. Pocherissimo della squadra di Reali con Cutruneo. Avevi detto mancava il power play a questa partita, sì. Ci ha provato il Cosenza ma fa male la Roma. Fa male la Roma, letale, rapido nella difesa Cutruneo, velocissimo a ripartire, poi Canal non è un portiere e non ha licenza di utilizzare le mani in questa circostanza in area di rigore, quindi Cutruneo rischiando perché fa palo, forse doppio palo prima di entrare in porta, esatto. Tocco di Fortino perché l'ha fatta passare come la cosa più naturale del mondo, Bavaresco, Balducci in uscita, poi viene travolto il portiere della Roma. Power play effettivamente congelato per il momento. Sì. Tony Dandel esalta i riflessi di Balducci, arrestano un'altra offensiva del Cosenza. Cutrupi 1-2 doppio che si chiude con Biscossi davanti a Parisi. Biscossi, Parisi bravissimo, ma non può far nulla sul tap-in di Cutrupi. 6-2, adesso la Roma scappa via. Ma che bella azione perché tutto giocate a due, cioè si chiama calcio a 5 ma qua l'hanno trasformato a calcio a 2 contro 1 e gioca un tocco, gioco a 2 tocchi, mi libero nello stretto, dualità si dice nel nostro campo. Bravo Parisi poi a chiudere lo specchio, Biscossi cerca di saltare con un controllo a decentrare l'intervento del portiere ma Cutrupi ha seguito l'azione e con un tap-in sotto la traversa vanno a più 4 ora, però è bello vedere certe azioni, diventa bello. Forse Cosenza un po' sulle gambe, ma toglimi la definizione molto su nella testa adesso.
a risollevarsi. C'è stato il cambio di guida, ci sono dei giocatori nuovi che possono portare altro tipo di soluzioni. Marcelinho è un giocatore fondamentale per questa categoria, un po' assente dalla partita di oggi. Tony Dandel per Canal, Balducci la parata, non sa neanche lui come. Per essere un esordio in crescendo è partito con un qualche incertezza, ma ha compiuto delle parate in momenti importanti. Eccolo Canal, qua. ancora Balducci. E arriva la sirena al pala pirossigeno di Rende. La Roma stende non senza difficoltà, soprattutto nel primo tempo, la pirossigeno Cosenza col punteggio di 6-2, una ripresa a senso unico.